buongiorno. Enrico Letta saluta il Veneto da Roma, ma visto dall'alto del 45° parallelo il territorio regionale si mostra molto diverso rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ha conosciuto durante le sue visite. Un'immensa palude, un enorme acquitrino, un gigantesco pantano. Nella capitale il governatore Luca Zaia ha incontrato proprio il Premier, oltre che il sottosegretario alla Presidenza Filippo Patroni Griffi e il ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, per illustrargli la situazione. Da un lato decine di comuni alluvionati e dall'altro la tragedia della neve in montagna, con tutte le conseguenze che ne derivano. I numeri sono evidentemente ancora provvisori, forse anche un po' azzardati, ma non necessariamente sovradimensionati. Gli esperti ritengono infatti che, per le sue caratteristiche meteorologiche, questa alluvione mostrerà più avanti i suoi veri effetti. Ad ogni modo, per ora il calcolo per il Veneto è ipotizzato complessivamente in 500 milioni di euro. Per la sola provincia di Treviso sono conteggiati 40 milioni a causa dei dissesti franosi che ne hanno interessato l'arco pedemontano. Ingente si annuncia anche il calcolo per la provincia di Padova, 12 milioni soltanto per la zona di Montegrotto Terme. L'erosione delle spiagge del Veneziano potrebbe arrivare a costare 20 milioni. Sulle montagne del Bellunese i gestori degli impianti di risalita lamentano mancati incassi per 1,5 milioni, importo a cui dovranno essere sommati i danneggiamenti dei tetti. Quanto all'agricoltura, Coldiretti denuncia perdite per almeno 10 milioni. Secondo quanto trapela dal colloquio romano, Letta avrebbe rappresentato una situazione di grossa difficoltà di cassa, quantomeno in questo momento, ma il Veneto non intende arretrare sul fronte dei risarcimenti e così la conta diventa il conto. I fondi bisogna trovarli, nel senso che i veneti che pagano 21 miliardi di tasse all'anno a Roma non possono sentirsi dire che mancano i fondi.